Bentrovati a Io Compro Siciliano Live, benvenuti a un altro nostro appuntamento di mezzogiorno e oggi abbiamo un argomento molto interessante da affrontare perché sapete domani che giorno è? Domani è la giornata internazionale della terra, una terra della quale dobbiamo prenderci cura con più attenzione e in diverse occasioni abbiamo provato a parlare di green economy all'interno di questo spazio perché dobbiamo pensarci anche oggi, veramente dovevamo pensarci anche ieri, ma dobbiamo pensarci da subito a costruire, a fare attenzione affinché il nostro futuro, il futuro dei nostri figli possa avere quelle certezze, quelle radici che vengono messe in bilico da comportamenti scorretti che fanno parte di abitudini da cancellare. Bisogna rieducarci tutti quanti a salvaguardare il nostro ambiente. E di questo parleremo oggi con un architetto, un'esperta di Green Economy, lei è assessore all'ambiente del comune di Cefalù, Francesca Mancinelli. Buongiorno Eliana, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e buona festa della terra 2021, anche se è un po' insolita rispetto a tutte le altre che ci sono state in passato. È vero, perché questa festa della terra a Cefalù, quanti anni fa avete iniziato a festeggiarla in grande stile? Allora, noi abbiamo iniziato nel 2013, la prima edizione di Erdei Cefalù è stata nel 2013, aprile 2013, ed è partito tutto da una collaborazione con Erdei Italia, che ricordiamo è l'organizzazione italiana, partner dell'Erdei Network americano, che è quello che ha istituito la Giornata Mondiale della Terra nel 1970. Pensa tu, sono passati già 51 anni. E però come in Dalla... Italia questa cosa l'abbiamo sentita dopo così tanto tempo? E perché si vede che qui da noi, allora, Erde Italia ha iniziato l'attività di divulgazione della Giornata Mondiale della Terra nel 2008, se non mi sbaglio, 2007 o 2008, e quindi è arrivato un po' più tardi rispetto a quelle che sono state, insomma, il sentimento verso questa nuova coscienza ambientale nei confronti della Giornata della Terra. Però l'importante è arrivarci. Io devo dire la verità che in questi 9 anni, io parlo della mia realtà locale, no? Lo vedo il cambiamento nei miei concittadini, cioè c'è una sensibilità diversa, una sensibilità maggiore anche rispetto alle tematiche ambientali, come possono essere l'inquinamento atmosferico, piuttosto che l'inquinamento da plastica monouso dei mari, piuttosto che i cambiamenti climatici che adesso veramente incominciamo a sentirli seriamente sulla nostra pelle. Tra l'altro parliamo ogni giorno di Sicilia, tu ci racconti di una Cefalù che è uno dei luoghi più ambiti dai turisti, uno dei luoghi di vanto di ogni siciliano e i luoghi di questo tipo ne risentono tantissimo, quindi pensare all'ambiente significa preservare dei luoghi che sono luoghi di vita, di lavoro anche per chi sul turismo fonda, è il mare, queste coste, e i ghiacciai che si sciolgono e questi mari che mangiano le coste, pensa a questa spiaggia che si riduce, quindi Bravo. sempre meno gente che possa fruirne, e quindi lettini in meno, sto immaginando, e tutto quello che ne va di conseguenza. Da un esempio banale per dire che si ripercuote tutto questo sull'economia delle nostre cittadine. Ma senza andare tanto lontano, anche il discorso di questa pandemia da coronavirus, in qualche modo è legata anche agli inquinamenti atmosferici e alle polveri sottili, no? Quindi è tutto un circolo vizioso da cui dobbiamo assolutamente provare a uscirne attraverso l'economia circolare, cioè attraverso appunto la green economy, che io dico sempre che non è solo un passaggio da un'economia tradizionale basata sui carbon fossili a un'economia verde in senso stretto. È proprio un cambiamento nella cultura delle persone, cioè nelle buone pratiche, nei comportamenti virtuosi, a partire dal fare ognuno di noi, per esempio, la raccolta differenziata corretta, piuttosto che non gettare, abbandonare sacchetti per strada, piuttosto che
utilizzare mezzi pubblici anziché andare con la propria auto. Sai, sono tutti quei piccoli accorgimenti che nella nostra vita quotidiana ciascuno di noi può portare avanti per dare il suo piccolo contributo a cambiare le cose, a fare questo cambiamento di rotta che ormai, a mio avviso, è indispensabile. Eh sì, da qui parte appunto anche la promozione di un territorio, di tutte quelle attività che fanno bene e che sono virtuose, dicevamo quel circolo, e il fatto che tu abbia già testimoniato che in questi anni hai visto una risposta di maggiore attenzione da parte dei concittadini è già una piccola grande vittoria. Chiedo al nostro Nicolò Acquisto, in regia, di mandarci il video che ci racconta un po' questi luoghi. Vediamoli insieme qui su Io Compro Siciliano Live. E qui abbiamo visto delle immagini che ci riportano a cose che per ovvie ragioni quest'anno non si potranno fare, ma come accade appunto dal 2013, Cefalù nella settimana in cui cade il giorno del Earth Day, di questa giornata internazionale della Terra, si dedica all'ambiente e in qualche modo anche quest'anno questo pensiero ci sarà. C'è. Devo dire che ogni volta che vedo queste immagini è un'emozione profonda, a maggior ragione, insomma, in questo periodo che è così difficile che stiamo vivendo. Quest'anno avremmo dovuto, sempre in collaborazione con Air Day Italia, inviare un video dove sarebbero state riprese sia la liberazione di una tartaruga Caretta Caretta, sempre in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, che ringrazio sempre per la massima collaborazione, e sia una mattinata ecologica di pulizia delle spiagge in collaborazione con Plastic Free Sicilia e con gli amici del WWF Sicilia Nord-Occidentale. Purtroppo siamo entrati in zona rossa e quindi non abbiamo potuto fare né l'una né l'altra cosa e di conseguenza non abbiamo neanche potuto partecipare con questo video alla maratona multimediale organizzata da Air Day Italia già dall'anno scorso. L'anno scorso, tra l'altro, aveva partecipato a questa maratona multimediale nella parte condotta proprio da Mario Tozzi, che ricordiamo doveva venire a Cefalù per l'8ª edizione di Air Day già l'anno scorso per presentare un libro. Aveva partecipato il sindaco Rosario Lapunzina. Quest'anno purtroppo, ripeto, a causa della zona rossa non abbiamo potuto realizzare questo video e quindi l'unica cosa che ci resta da fare quest'anno, carissima Eliana, è quella di pubblicare dei ricordi delle 7 edizioni passate di Air Day Cefalù,
per rivivere insieme quei momenti e per ricordarci di quanto sia importante, di quanto sia preziosa la normalità. Quella normalità che ormai, insomma, da più di un anno ci è stata tolta, ci è stata sottratta a causa di questo maledetto virus con cui ormai ci stiamo abituando anche a convivere. E il messaggio che comunque voglio dare è quello di speranza, nel senso che grazie anche alla campagna di vaccinazione in cui io credo tantissimo, spero che entro la fine dell'estate veramente si possa ricominciare a pensare a organizzare degli eventi come quello di Earth Day Cefalù. E quindi è tutto rinviato al prossimo aprile, già abbiamo le date, dal 22 al 25 aprile ci riproviamo di nuovo anche per l'anno prossimo, nella speranza che possiamo realizzare quel programma che era già pronto per Earth Day dell'anno scorso e quindi... Prima c'erano i sogni nel cassetto, adesso ci sono i programmi nei cassetti che si sono moltiplicati perché stanno lì in attesa di poter essere messi in pratica. Noi abbiamo il nostro spot che ci ricorda di www.iocomprosiciliano.com. Un paio di secondi e torniamo insieme. Il più grande marketplace del Made in Sicily si chiama www.iocomprosiciliano.com ed è lì che vi invitiamo sempre ad andare a fare un giro per trovare i lavori anche dei tanti artigiani siciliani o dei tanti produttori che in questo momento potete raggiungere e far arrivare a casa vostra con i loro prodotti grazie appunto al nostro portale. Volevo vedere anche un po' di messaggini, volevo salutare un po' dei nostri amici che sono collegati nel corso di questa diretta, prima poi di vedere anche un altro video, così ci rifacciamo gli occhi con queste immagini bellissime. Intanto salutiamo chi come sempre ci segue con grande attenzione, come John Blandi che ci saluta da New York e manda un buon mercoledì a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Salutiamo anche Maurizio Tuminia che dice buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, ovviamente siamo così affettuosi e salutiamo tutti. Il saluto alla vostra grande ospite parte da Paola Serpico in questo caso. Stefania Caccamo dice video bellissimo, Cefalù che è bellissima, anche l'assessore è bellissima, io vorrei dirlo là, c'è anche questo. Complimenti a voi di Io Compro Siciliano, alla vostra ospite, il lavoro che viene fatto è un lavoro importantissimo quello del quale stiamo parlando. Giacomo Barresi dice ciao bella gente, ciao, e noi vogliamo vedere un altro video, vogliamo regalare ancora un po' di Cefalù a chi ci sta seguendo, guardiamolo insieme. Ricordatevi, l'Earth Day sei tu. L'Earth con la L? No. L'Earth Day. Earth Day sei tu! Il Day, il giorno della Terra. Federico l'ha dovuto tradurre per chi non l'avesse capito. Earth Day sei tu. L'Earth Day sei anche tu. Earth Day sei tu. Velocissimamente vi volevo dire che almeno per l'Earth Day, lavarsi i denti, un ciucione d'acqua che esce in un rubinetto. Ma perché? Basta un bicchierino. Earth Day sei tu. Allora io vado a prendere la macchina. No, lascia la macchina ferma. Vado a prendere la bicicletta. La bicicletta sì. Earth Day sei tu. Earth Day sei tu. Basta vestiti sintetici, rispettate l'ambiente, girate in mutande, come me. L'Earth Day sei tu. Earth Day is you. In fin dei conti, a ben pensarci, Earth Day sei tu. Earth Day sei tu. dovete essere più responsabili, almeno il giorno dell'Earth Day, il giorno Earth Day, il giorno della Terra. Earth Day sei tu. Earth Day sei tu. Impiega la tua energia a risparmiare energia. L'Earth Day sei tu. L'Earth Day sei tu. Che anche tu sei Earth Day, lo sapevi? E tu non ci sei? Tu e tutta la tua razza, anche noi siamo Earth.
Earth Day sei tu. Comunque, ragazzi, mi raccomando, dobbiamo essere più prudenti e più Muoviamoci a bravi. piedi così risparmiamo la palestra. Esatto. Rispettiamo la terra. Sì, rispettiamo della terra. Earth Day. Risparmiamo la palestra, ma che hai detto? Earth Day sei tu. Per conservare l'energia mi è venuta un'idea. Qual è? No, mo così esagerato però, dai. Un po' Accendi la troppo. luce, dai. No, così, Va bene. il pianeta è Earth Day sei tu. Ba, 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 ba. Dai. Sì, Avevo questo è lasciato il microfono video. acceso e stavo ridendo durante il video Sì, senza so. anch'io. Questo è un video divertentissimo che è stato realizzato per la 6ª edizione di Earth Day. Ecco perché Earth Day sei tu, no? Anche perché effettivamente ogni Ok. giorno è la giornata della Terra e ognuno di noi può fare qualcosa per la salvaguardia della Terra. Ed è un video realizzato in collaborazione con Area ed Eventi di Matteo Boscarino, dove sono messe insieme gente comune e artisti siciliani fantastici, è veramente divertentissimo. Ma non solo e siciliani, abbiamo visto Paolo Ruffini, abbiamo visto Sì, non solo gente con siciliani, accenti di sì, ogni sì, lingua, cioè tutti sì, quanti, sì. ed è bellissimo quest'unione. Ma la bellezza di Earth Day, Eliana, era ed è e sarà proprio questa, cioè quella di fare rete tra diverse realtà, associazioni, attori, artisti, enti locali, cioè deve essere è la festa della terra e quindi è la festa della compartecipazione di tutti a questo aspetto così importante che ormai ci tocca dal vivo, che è appunto quello della tematica dell'ambiente, della salvaguardia dell'ambiente. Tu poc'anzi in apertura mi dicevi che hai visto dei comportamenti cambiare in meglio nel corso degli ultimi anni. Puoi farci degli esempi? Magari possono essere degli spunti anche per qualcun altro che ci sta seguendo e che non aveva mai riflettuto su come poter modificare piccoli comportamenti affinché si dia una mano costantemente a quantomeno a non peggiorare la situazione. Assolutamente sì. Ti dicevo prima, già il fatto stesso di camminare di più a piedi e di usare meno il mezzo proprio, di più i mezzi pubblici, il fatto di non sprecare l'acqua dal rubinetto, quindi stare attenti anche a non lasciare i rubinetti aperti quando facciamo la doccia piuttosto che quando laviamo i denti. Il fatto di sicuramente di non abbandonare rifiuti o cicche a terra, perché un messaggio importante da inviare è quello che la città non è solo dell'amministrazione comunale, la città è di ognuno di noi, è come se fosse casa nostra, cioè la nostra abitazione non finisce oltre la soglia del proprio ingresso, va oltre, va nelle strade, va nelle piazze, va negli spazi pubblici. E quindi già sensibilizzare su questo penso che sia veramente importante. E poi il discorso della raccolta differenziata è appunto quello di fare diventare il rifiuto risorsa. Se mi permetti, questo è importante anche fare passare come messaggio. In questi anni noi abbiamo sperimentato un sistema che si chiama Cefalù Ricicla, in cui che consiste in questo: le persone praticamente portano i rifiuti differenziati in una postazione e in cambio hanno degli scontrini con degli ecopunti che vanno poi a scambiarsi nelle attività commerciali convenzionate, che diventano degli sconti reali sulla spesa. Da pochissimi giorni, approfitto di questo spazio, anzi approfitto anche per ringraziare Io Compro Siciliano, Davide Morici, che abbiamo collaborato insieme per l'ultima edizione di Earth Day, e Marzia Monreale per avermi invitata. Praticamente abbiamo installato una ecoisola informatizzata multiservice, nel senso che tu porti la plastica e il vetro e in cambio puoi o direttamente prendere dalla macchina sacchetti per i rifiuti o il detergente biologico, oppure accumulare coupon dei punti, degli ecopunti, e andarli a scambiare nelle 4 attività commerciali già convenzionate per avere appunto degli sconti reali sulla spesa. E questa ecoisola si trova in via Montessori, all'incrocio in via Pietragrossa della Ecocontrol. Quindi già questo, già incentivare la raccolta differenziata è un grande passo in avanti che ognuno di noi può fare.
In questo ci vuole una collaborazione fra privati cittadini e anche la lungimiranza di chi decide di capire cosa può aiutare, stimolare, stuzzicare la gente a mettere in pratica questi comportamenti virtuosi. Non dovrebbe esserci bisogno di una ricompensa, però sai com'è, ti aiuta a far arrivare il messaggio e comunque ti permette di arrivare allo scopo. Quindi considera perché... che Falù, per esempio, come percentuale di raccolta differenziata, così ti do dei dati, a gennaio del 2018 eravamo all'11%, cioè niente. A maggio del 2019 eravamo riusciti ad arrivare al 60% attraverso un sistema di postazioni con operatori in cui la gente poteva andare a conferire i rifiuti differenziati, e quindi c'è stato effettivamente questo cambiamento anche culturale nelle persone che hanno capito l'importanza del fare la raccolta differenziata, anche perché ricordiamo che fare la raccolta differenziata vuol dire anche un risparmio di tutti. Nel senso che se un comune produce più raccolta differenziata rispetto all'indifferenziata, che porta meno in discarica, ci sono meno costi di gestione anche del servizio e quindi meno costi che si distribuiscono poi su tutti i cittadini. Quindi è importante fare passare anche questo messaggio. La raccolta differenziata non fa bene solo all'ambiente, fa bene anche alle tasche dei cittadini. È un percorso a lungo termine, ma un percorso che bisogna portare avanti per arrivare sempre a quell'obiettivo. Dici, ma le tasse oggi non raccolgono l'immondizia, poi di qua... ma se non si inizia, se non si fanno i primi passi verso la direzione giusta, non si arriverà mai alla meta, quindi bisogna unire le forze per fare tutto questo. Noi siamo felici, io in particolar modo, di averti avuto qui quest'oggi, Francesca Mancinelli. Ovviamente attendiamo l'anno prossimo di venire tutti quanti a Cefalù e fare una super diretta con Io Compro Siciliano mentre raccontiamo l'Earth Day con tutta la settimana di eventi a Cefalù. Con tantissimo piacere, dal 22 al 25 aprile 2022, l'8ª edizione di Earth Day. Speriamo di poterla organizzare, di poterci vedere, riabbracciare e rivivere insieme quello che vuol dire essere collettività, ecco, quello che vuol dire essere comunità. Speriamo di poterlo fare anche prima dell'anno prossimo, però per l'anno prossimo le date le abbiamo prese. Grazie ancora Francesca Mancinelli, assessore all'ambiente del Comune di Cefalù. E noi così ci salutiamo, vi ricordo che ci troveremo domani come sempre a mezzogiorno con un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buona giornata a tutti.